penso che prima o poi il mare restituisca quanto gli è stato dato. A volte sono solo pezzi di plastica, mentre altre sono frammenti di storia. Mi piace pensare che un giorno le onde trasportino la mia voce a qualche sconosciuto di passaggio, perché in fondo siamo tutti alla ricerca di un'ispirazione. È per questo che abbiamo deciso di partire da qui, pensando di trovare un ricordo anche noi, una traccia da seguire, perché ancora non capiamo di che storia facciamo parte. Viviamo questo viaggio come una narrazione personale e collettiva, una storia a 6 braccia e 3 teste, come fosse un racconto mitologico, come fossimo tra le pagine di un libro. In quei racconti ci si immerge tra le rovine, si va alla scoperta di culture e luoghi antichi, di pezzi di noi spesso inabissati. Sento un legame con tutto questo, con questo fluire. Mi sento complice di un passato, di questo presente e di un possibile futuro. Qui ho capito che facendo attenzione si può ancora sentire il suono del mare.